Santo Martino. Dicevano le cristiane di qualche creatura che stava in salute e mangiava come un lupo. Santo Martino come magna e come cresce russo, benedica sto creatura, e le mammore se ne pariavano. Ma facevano pure crucera, per non lo fa pigliare d'occhio. Ma chi era Santo Martino? Era un buono cristiano, che dice che si faceva pesciare la sacca, eppure la moglie se ne approfittava e faceva la rascia con la tuomine. Pensi fa tenere forte, iddo ne la rimprovellava e manco cercava conto di quello che aveva facendo in giro. Una sera, a Santo Martino, l'ingogliette notte, e si ritirava che la moglie si era aiuta già a colica a quell'ora. Pinnelle da fastidio, si addormette imbalato da fuori, non dalla porta. Quella notte calava lo gelo e quando la moglie aprì la porta la mattina, se lo vedette che è morto innanzi alle piede come una piezza di baccalà. Quando fu verso Natale, la vedova mettette in mano lo vino e attaccava la frasca in capo alla porta. Tanta cristiane si menevano a accattare lo vino, chi con lo bottiglione e chi con la damigianella. Pareva che quella volta non si sfrattava mai. Un giorno, tremendo che pigliava lo vino, bacia la cannetta, la vedova greccava l'occhio e vedette a Santo Martino in cale vasella, goppa la votta, capisciariava vino dallo medicolo. A così capette, perché il vino non si chiumbeva mai. Questo testo, dedicato a San Martino, non è di autori famosi, come Carducci o Ungaretti. È un testo attinto alla cultura orale della civiltà contadina di Montecalvo Irpino e fa parte di un cospicuo numero di conti sui santi che ho raccolto nei decenni e ancora in gran parte inediti. San Martino era talmente buono con tutti, compresa la moglie che lo tradiva, che nella fantasia popolare si diceva che gli si potesse fare addirittura la pipì in tasca. Nella tradizione popolare è considerato il santo protettore dei cornuti. Anche in questo conto la sua figura è legata al vino e fa il miracolo della botte inesauribile. Informatrice del conto Maria Antonia Del Vecchio, mia madre, contadina, 1922-2011. La trascrizione, traduzione e annotazione la feci nel 2000.